Riesci a seguire le mode del momento? Riesci ad essere fashion? O tendi di più ad essere passion? Oggi parleremo di una delle mode più chiacchierate di tutti i tempi, che negli anni è diventato un vero e proprio stile di vita. Stiamo parlando un risvoltino. No, ho pestato di nuovo la La moda del risvoltino è riuscita a spopolare in ogni dove proprio perché non fa distinzioni né di sesso, età o status simboli. Tutti possono farne uso. Donne, uomini, bambini, MILF, PILF, IMPS, CGL, GIS, WIRL e Giacomo. L'inventore di questa fantastica usanza fu il famoso Ignazio Pesciaiola. La leggenda narra che un giorno trovò la sua casa allagata e, intento a non rovinare i suoi jeans, ne svoltò più volte le due estremità, dando vita così ad un'usanza implacabile. Fu così che Ignazio, svoltando i suoi jeans, diede una svolta anche alla sua vita. Ora mi posso pigliare un caffè? Il risvoltino è un trend potente quanto libero. Infatti, è il soggetto stesso a quantificare il numero da dare ad ogni svolta e la profondità da applicare ad ognuna di esse. Vai sappi se no mi si vede nei pila. La funzione del risvoltino non è soltanto quella di agevolare i nostri movimenti motori, ma è anche una filosofia di vita. Chi la adotta ha il passo più sicuro, le mani più ferme e, perché no, i coinacchio d'ore. Dallo stile all'utilità il passo è breve. Il risvoltino, infatti, oltre ad essere un vero e proprio concept di moda, può diventare un utilissimo inserto dove trasportare comodamente ogni tipo di oggetto. Un accendino, un mascara, le chiavi di casa, a borraccia. Anche la fauna dice sì al risvoltino. Infatti, vista la caratteristica di lasciare scoperta la caviglia, ed essendo questa una delle zone più calde del nostro corpo, favorisce il nutrimento di animali importantissimi per la terra come le zanzare. Guarda stamattina però che è attaccata, non si chivoro chila. In ognuno di noi c'è dentro il talento per essere grandi, ma senza il risvoltino, oggi, un segno.